Siamo nel centro geometrico di Messina, in un punto in cui il Viale Garibaldi si unisce con il Viale San Martino. Il Viale Garibaldi è una strada che attraversa la città da Piazza Cheroli fino a Piazza Castronovo. È una strada a tre corsie per ogni senso di marcia ed è posta in direzione sud-nord. Nasce proprio qua a Piazza Cheroli. Mentre il Viale San Martino, che prima del terremoto non esisteva, la città finiva qui nella zona sud, qui c'era il fossato delle mura, nella zona antica era da questa parte andando verso nord, là in alto c'è l'università, qui c'era il fossato dove c'è questa strada e lì in fondo dove si vede il cavalcavia illuminato c'era l'ultimo baluardo che è il bastione di Don Blasco. Siamo qua ad aspettare questa luna che dovrebbe diventare rossa, ma da questo punto di osservazione non si vede un granché perché ci sono delle nuvole. Approssimativamente dovrebbe essere allo spigolo di questo palazzo che abbiamo di fronte, ma non si vede niente perché ci sono le nuvole. Questo punto della città è un punto geometrico, il punto geometrico, l'asse ormai si è spostato verso sud, tutta la città si è sviluppata verso sud, quindi questo è diventato il centro, mentre prima era il punto più estremo della città andando verso sud. Davanti a noi c'è la fermata della tram, che è una metropolitana leggera. Questa stranissima tettoia che sembra un mega rifornimento di benzina, è stata costruita in un punto particolare della città. Infatti questa tettoia è posta proprio sul Viale San Martino, dove una volta qui passavano le macchine, ora passa solo il tram, è una grande isola pedonale, una grande piazza, e questa tettoia con questi 4 pilastri giganteschi fa da centro del tram, perché qua il tram è nella sua parte centrale, però ha anche una posizione geometrica rispetto al Viale Garibaldi. Praticamente siamo sull'asse del Viale Garibaldi che va verso nord e su quest'altro asse del Viale San Martino che invece taglia in una direzione leggermente inclinata rispetto al Viale Garibaldi. Qua possiamo notare questa griglia gigantesca del tram illuminata da potentissimi fari, è posizionata sopra il Viale San Martino e in asse col Viale San Martino, mentre da qua si vede in lontananza l'inizio del Viale Garibaldi, che è da questa zona qua. Quindi qua siamo nel punto di intersezione delle due strade, dei due viali. Il Viale Garibaldi che va verso nord, da sud a nord, e parte proprio da questo punto l'angolo di inclinazione. E il Viale San Martino invece che ha un altro asse, e quest'asse è parallelo all'asse di inclinazione terrestre, quindi quest'angolo che il Viale San Martino forma con il Viale Garibaldi è lo stesso angolo che c'è tra il nord del pianeta, il nord polare del pianeta, e invece l'asse di inclinazione terrestre su cui ruota il pianeta. E proprio questo punto, questa griglia, è il centro del vertice di questo. I progettisti del tram non a caso hanno messo la griglia qua e non l'hanno messa 20 metri più indietro, perché questo è il punto di intersezione delle due strade. Questo che significa? Significa che tutta la città di Messina è stata progettata dall'allora progettista nel 1911 secondo questi assi principali che danno alla città la migliore illuminazione solare e anche dal punto di vista di igiene ambientale, sia d'inverno che d'estate, perché questi sono i due angoli su cui si sviluppa
tutto il susseguirsi degli equinozi e dei solstizi. Durante l'equinozio, lungo quest'asse, si vedono tutte le ombre parallele al viale San Martino, e la stessa cosa succede per i solstizi sull'altra strada. Quindi abbiamo una città progettata in modo astronomico, che ha anche una sua disposizione similare nell'antichità, perché se scendiamo qua verso il mare, da questa parte c'è il mare, la stazione ferroviaria, notiamo che gli isolati antichi di Messina di 2700 anni fa hanno una disposizione geometrica corrispondente a questa posizione del viale San Martino, quindi sono solidali con questa posizione orientata verso l'inclinazione terrestre, non sono solidali con il viale Garibaldi, che invece è nella direzione nord-sud. Quindi la città antica, che si trova probabilmente da qua verso il mare, da qua al mare ci saranno 600-700 metri, non di più. Ci sono 6-7 edifici che ci separano dal mare, e questi edifici hanno sotto le loro fondazioni hanno degli edifici antichi di 2700 anni fa, che sono paralleli e ortogonali a questi edifici che voi vedete qua, costruiti su lotti decisi nel 1908. Mentre nel 1908 questa parte era disabitata, c'erano degli orti, perché eravamo fuori dalle mura e non si poteva costruire fuori dalle mura, che era pericoloso. Quindi questo punto strategico del tram in realtà è anche un punto geometrico fondamentale per l'urbanistica della città. Ora andiamo a vedere se riusciamo a vedere questa luna rossa, che però è coperta dalle nuvole, quindi non abbiamo molte speranze. Poco fa si vedeva un alone rosso e uno spicchio sottile, molto sottile della luna, mentre non si riesce a vedere, anche perché l'inquinamento dell'illuminazione delle lampade è fortissimo, non si riesce a vedere un bel niente. Ecco, già prima si vedeva qualcosa, adesso proprio non si vede completamente niente, si vedono delle cose bianche che sono delle nuvole forti. Qui c'erano delle persone che aspettavano di vedere qualcosa della luna, sono andate via deluse, perché la serata è molto fresca, si vedono delle nuvole da tutte le parti. Ecco, niente, non si riesce a vedere completamente. Comunque da questo punto, fino a poco tempo fa, la luna da questo preciso punto era all'angolo di questo palazzo di 4 piani. Quindi intorno a un angolo abbastanza basso, era sugli alberi, proprio quasi all'altezza della griglia del tram.